E oggi siamo qui nella scuola San Giovanni Bosco, nel quartiere di periferia di Catania, però una scuola che diventa centro di educazione civica perché si realizza il progetto del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Un'esperienza molto bella, significativa, che aiuta i ragazzi a sentirsi protagonisti attivi in una partecipazione democratica di responsabilità ed impegno, di cultura della legalità vissuta nella pratica. Ecco, il Consiglio Comunale non è altro che una considerazione della scuola piccola città e quindi si organizza all'interno della scuola delle operazioni di legalità e di partecipazione attiva e responsabile e i ragazzi diventano protagonisti nel rendere bella la scuola, migliorare e rispondere ai loro bisogni e ai loro progetti. Ecco, tutto questo avviene attraverso la realizzazione del progetto, la nomina dei consiglieri, degli assessori e in questa pratica c'è un impegno formativo per ognuno di questi ragazzi che vivono un'esperienza di attiva responsabilità e questo segno li accompagnerà per il loro futuro. Abbiamo avuto oggi la gioia di avere il sindaco uscente, Manuel Pillera, e un'altra ragazza sindaco che è stata la prima sindaco di questa scuola, Miriam Adamo, ed è stato un momento molto bello, quasi un passaggio di consegna tra ragazzi sindaci che hanno fatto tesoro di questa esperienza. Un grazie particolare alla dirigente che crede profondamente nel progetto e agli insegnanti attivi collaboratori che realizzano nella prassi ordinaria questo progetto che li impegna e rende i ragazzi veramente protagonisti attivi.